Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Parleremo di cronaca, parleremo di attualità politica, naturalmente l'emergenza coronavirus, la situazione delle scuole e in riferimento alle scuole c'è una notizia molto importante, ovvero che Vo, la piccola località padovana ai piedi di Colli Euganei, che è stata per mesi al centro dell'attenzione, possiamo dire di tutto il mondo, dati i rilievi scientifici che sono stati effettuati sulla popolazione, oggi sta riaprendo le scuole in attesa della visita del Presidente della Repubblica Mattarella, che arriverà la settimana prossima. Noi abbiamo i nostri giornalisti sul posto e poi ci collegheremo, vi faremo vedere anche cosa sta succedendo oggi a Vo. Ma la cronaca, partiamo innanzitutto da quella che è l'ennesima ondata di maltempo che si è abbattuta sul Veneto. Era stata annunciata, ma non sembrava che potesse essere così violenta, invece fra questa notte e questa mattina all'alba una violenta perturbazione si è sfogata su alcune zone del Veneto, colpendo ancora una volta il Vicentino. Ci è appena arrivata una comunicazione da parte dei vigili del fuoco che ci dice che l'ondata di maltempo ha interessato questa notte il Vicentino, ma ci è arrivato anche, ve lo facciamo vedere perché è interessante, un video dei vigili del fuoco. Lo stiamo preparando, dovremo essere in grado di farvelo vedere. Ecco, chiedo alla regia di mandarlo in onda. Insomma, questa mattina le violente piogge torrenziali hanno interessato i comuni di Torri Quartesolo, Due Ville, Villa Verla nel Vicentino. Centinaia le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco per allagamenti diffusi, taglio rami e piante che rischiavano di cadere sulle strade e sulle abitazioni. Non si hanno notizie di persone rimaste ferite o coinvolte. A Torre di Quartesolo una situazione molto critica nelle vie Firenze e Bologna per la presenza di oltre 30 cm di acqua in alcuni punti del piano stradale, con l'allagamento di tutti i garage interrati. Una pianta altofusto è caduta a Monteberico. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è stato rafforzato con il richiamo in servizio di personale libero e il supporto delle squadre di Venezia, Rovigo e Treviso. Quindi stanno arrivando pompieri da tutto il Veneto nel Vicentino. Al momento stanno operando 12 squadre dei vigili del fuoco, soprattutto impegnate principalmente per prosciugamenti. Questa mattina alle 10, quindi meno di 2 ore fa, la sala operativa del 115 ha ricevuto oltre 150 chiamate di soccorso. 24 interventi sono già stati portati a termine, 10 erano in fase di svolgimento, 40 chiusi perché non più necessari. Ci sono ancora un'ottantina di interventi che sono in verifica e in attesa. Continuiamo a vedere, queste sono le immagini che ci arrivano dalla provincia di Vicenza, dai vigili del fuoco. Ecco, vedete anche Monteberico dove è caduta una pianta già fatta a pezzi, già rimossa. Vedete i danni che ha causato questa pianta. Queste sono immagini appena arrivate nelle redazioni grazie al lavoro dei vigili del fuoco, che oltre a essere sul campo per eliminare quelli che sono i danni causati dal maltempo, fanno anche una gran bella comunicazione, ci danno sempre la possibilità di farvi vedere cosa succede in giro. Allora, questo era per quanto riguarda il Vicentino, però sappiamo anche che ci sono stati problemi nell'Alta Padovana e nella zona di Mestrino. Dovremmo avere un video, vediamo se riusciamo a farvelo vedere, perché ci sono stati sottopassi allagati nei pressi di Mestrino. Abbiamo qualche problema con i video, quindi andiamo avanti a parlarvi, poi ne parleremo fra poco. Allora, dicevamo, maltempo anche a Venezia. Succede molto raramente, ma c'è stato un fortunale che ha colpito il capoluogo regionale e anche in questo caso avevamo dei video, ma avevamo qualche problema di connessione. Adesso io tanto ve lo racconto, poi cerchiamo di vedere questi video. Allora, Venezia, un forte piovasco con qualche grandinata diffusa in città e anche qui problemi, quindi anche qui i vigili del fuoco in azione per la sistemazione dei danni causati dal maltempo, quindi questo maltempo che non vuole proprio lasciare stare il Veneto. Ne parliamo ormai da 3 settimane di quello che sta succedendo
nella nostra regione, e quindi speriamo che possa esaurirsi questa ennesima fase di maltempo. Ecco, questo è un video che ci arriva da Venezia, vedete fra le gondole anche schiantate probabilmente stanno affondando. Non conosciamo bene la dinamica dell'affondamento di una gondola, ma pensiamo che non sia un bene vedere il gondoliere che tira fuori l'acqua dalla sua imbarcazione. Quindi Venezia era questa, adesso vi facciamo vedere, sempre con l'ausilio di Fabio Verin, che riesce sempre a rincorrerci in queste corse che facciamo per darvi conto di quello che succede in Veneto. Questo è un sottopasso a Lissaro, siamo in provincia di Padova, vedete una macchina incastrata fermata dall'acqua nel sottopasso, e abbiamo anche un video da Torri di Quartesolo, giusto per chiudere quella che è per chiudere quello che è il giro del maltempo. Questo video è stato reso noto dall'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottaccini, assessore regionale. Ricordiamo, Torri di Quartesolo, parecchia acqua in molte strade, la rete fognaria, la rete di scolo non è riuscita a portare via quello che è caduto di precipitazioni. Vediamo anche qui cortili allagati, sappiamo che ci sono moltissimi garage allagati. Questo è successo perché, ve lo diciamo subito, perché siamo già andati a vedere i dati delle precipitazioni cumulative dell'ARPAV. Questo è successo perché, ad esempio, a Montecchio Precalcino e quindi anche nel circondario sono caduti questa mattina, vedete la data, 7 settembre alle 10:30, quindi da stanotte a stamattina sono caduti 68 mm di pioggia in quelle zone. 48 sono caduti a Malo, dove ormai da settimane piove in modo spropositato. Con 68 mm di pioggia è virtualmente impossibile che la rete fognaria possa scaricare agevolmente tutta l'acqua piovana. Tra l'altro potete vedere, per esempio, qui siamo nel Veronese, Bosco Casanova, quasi 40 mm, vuol dire che la perturbazione si è mossa seguendo questa linea, ha scaricato la sua bella dose d'acqua, poi basta, perché 11 mm a Montegalda, 6 mm a Campodarsego, quindi pochissimo, neanche una goccia sulla bassa vicentina, veronese, padovana, poi 30 mm su Venezia. Questo è il Cavallino Treporti, ma insomma l'area è quella, il resto del Veneto praticamente snobbato dal temporale. Capite benissimo che con una precipitazione così intensa, così localizzata, quasi mirata, verrebbe da dire, se non fosse uno sproposito, è praticamente impossibile che la rete scolante riesca a liberare i centri abitati da tutta questa pioggia. Quindi bisognerà cominciare a fare i conti con delle piovosità davvero strane. Torniamo in studio perché restiamo su questo argomento del maltempo, perché ci sono arrivate molte foto dai vigili del fuoco. Ve le facciamo vedere perché è tutto materiale proprio freschissimo. Vedete, questa macchina è rimasta, cercava di uscire dal garage ma non ce l'ha fatta. I vigili del fuoco stanno operando, l'abbiamo appena letto, tantissimi prosciugamenti nel Vicentino, anche in alcune parti del Padovano. Sappiamo che anche Campodoro è stata colpita dal maltempo. Ecco, vigili del fuoco, che questi sono i soccorritori acquatici che portano fuori masserizie, quello che è possibile, dai garage allagati. Vedete ancora situazioni che ormai vediamo da troppo tempo nel nostro Veneto con allarmante regolarità. Questa dovrebbe essere Torri di Quartesolo, ci segnalano sempre i vigili del fuoco. Gente in strada che cerca di sbloccare i tombini, le musine magari ostruite dal fango, dalle foglie, da qualcosa che ci è andato sopra, che ha impedito, per quello che si poteva fare naturalmente, che l'acqua se ne andasse dalle strade. Ma quando c'è così tanta acqua non è sempre colpa delle musine o dei tombini, la portata è ben diversa. Ancora case, scantinati allagati, danni ancora
in via di definizione. Vedete, queste sono le pompe con cui i vigili del fuoco portano via l'acqua dagli scantinati allagati. Questa era l'ultima foto. Allora, facciamo un piccolo riepilogo in attesa di cominciare ad andare a sentire i nostri giornalisti nelle zone del Veneto dove stanno succedendo le cose più importanti questa mattina. Allora, dicevamo, un'ondata di maltempo ha colpito il Vicentino, il Padovano e Venezia. Ci sono stati danni importanti perché l'acqua ha invaso garage scantinati, tantissime auto parcheggiate in garage, perché è successo prima dell'alba o nelle prime ore del mattino. Quindi molta gente doveva ancora andare al lavoro. I danni, quindi, in questo caso per i privati, non tanto per le case, perché non ci sono tanti tetti scoperchiati. Abbiamo visto una pianta è caduta in un giardino a Monteberico, ma non si vedono i disastri che abbiamo visto, per esempio ad Arzignano, a Trissino o nel Veronese, quelli che sono stati una decina di giorni fa, la settimana scorsa. Ci sono stati invece tanti allagamenti di scantinati, garage, piani seminterrati. Ricordiamolo, attori di Quartesolo a Due Ville e Villa Verla per quanto riguarda il Vicentino, ci dicono Mestrino nel Padovano, Campodoro nell'Alta Padovana e Venezia. Stiamo ancora raccogliendo le informazioni perché è successo davvero pochi minuti fa, quindi torneremo poi su questi argomenti. Noi abbiamo i nostri giornalisti già sul posto, per esempio a Vo, e vi spieghiamo perché. Allora, a Vo, vi ricordate, il comune padovano che ha registrato il primo decesso per Covid il 21 febbraio e che per primo in Veneto è entrato nell'incubo del lockdown, ha riaperto oggi, questa è una nota che ci arriva da Vo, le porte ai bambini della scuola per l'infanzia. Lo stesso istituto che aveva ospitato il laboratorio prelievi della Croce Rossa per lo studio sui tamponi, coinvolgendo l'intera cittadinanza. Ve lo ricorderete, ne abbiamo parlato molte volte durante le nostre dirette in edizione straordinaria. Da Vo arrivavano continuamente informazioni sui tamponi, sul nuovo tampone, ne hanno fatti 3, forse addirittura 4 giri di tamponi. I cittadini si sono prestati tutti, ma dove si svolgevano i tamponi, dove la crisi italiana, veneta, era più forte, adesso sono tornati i bambini con banchi e arredi antivirus. Di questo ci parlerà Valentina Visentin fra pochissimo in collegamento da Vo. Questa mattina alle Spicciolate, a partire dalle 8:30, ci dice Valentina che è sul posto, i 19 bambini della prima classe materna Gianni Rodari sono arrivati a scuola accompagnati da un genitore. A loro verranno concessi 3 giorni per l'inserimento, poi da giovedì sarà il momento di tutti gli altri piccoli, in tutto 109 degli altri 200 delle elementari e delle medie. Un modo per tornare alla normalità è quello di rivedere i bambini in classe, ma cosa succederà nelle nostre scuole medie e anche le superiori lo sapremo solo nelle prossime settimane, perché ci sono notizie che spesso cozzano fra di loro, quindi non è tutto decisamente chiaro. Di questo parleremo fra pochissimo, perché ora noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, ma state con noi perché noi torniamo davvero fra poco. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione non straordinaria, ma verrebbe da dire quasi, perché l'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto ancora una volta ci sta facendo vedere delle situazioni davvero importanti. Allora noi volevamo parlare di Vo, di scuola, di ritorno alla normalità, ma prima di parlare di tutto questo è necessario parlare di quello che il maltempo ha causato nella nostra regione. Si stanno arrivando molti video, molte informazioni dal Veneto. Allora, sappiamo che a Mestrino ci sono molte strade allagate, adesso andiamo a vederle, e anche Venezia non se la sta passando molto bene. Un attimo di pazienza, dovremo riuscire a farvi vedere i video che ci arrivano da Venezia, dai nostri giornalisti, dalla redazione veneziana che sta andando in giro per la città per capire cosa è successo. Allora, un attimo di pazienza. Allora, questo è Campo San Polo a Venezia, c'è appena arrivato dal nostro Filippo Fois. Insomma, questa non è acqua alta, lo ricordiamo per chi
si fosse messo solo ora all'ascolto. Questa non è acqua alta, questa è l'esito di un piovasco davvero importante. Torniamo in studio perché ci arrivano anche dei video che andiamo a vedere subito da Mestrino. Eccoli qua, vedete, vigili del fuoco impegnati nel prosciugamento di cortili scantinati, di abitazioni sotto il piano stradale. Dovuto tutto questo a precipitazioni importantissime, parliamo di decine di millimetri di pioggia che ancora una volta si sono abbattute sul Veneto, erano state annunciate ma non si pensava potessero essere così intense. Torniamo in studio perché abbiamo ancora un altro video che vi facciamo vedere, sempre da Mestrino, appena arrivato, parliamo di pochissimi minuti fa. Ecco, vedete, questo è un parchetto, un piccolo parco, parliamo di sicuramente 20-25 centimetri di acqua ferma. Ancora una volta Mestrino, vediamo, sì, ecco, questa è la partenza dei mezzi della protezione civile del comune di Mestrino, che con le pompe caricate sul rimorchio stanno andando, ecco, è finito il video, torniamo da noi, stanno andando a sistemare case e altre situazioni allagate. Allora, prima di andare a Vo, dovremmo avere la nostra Valentina Visentin qui con noi, ma prima di Valentina, ci senti? No. Sì, ci siamo. Allora, Valentina, da Vo, un giorno storico per la località ai piedi dei Colli Euganei. I bambini tornano in classe, abbiamo sentito i più piccoli tornano in classe. Per ora è un modo di tornare alla normalità o a una nuova normalità, come sempre diciamo dall'inizio dell'emergenza coronavirus, perché bisognerà trovare degli equilibri nuovi e diversi. Tu ci hai già mandato anche un video della mensa che noi facciamo vedere mentre tu ci racconti cosa è successo oggi a Vo. Allora, questo intanto è il video della mensa del plesso scolastico, quindi dove mangeranno poi i bambini delle scuole elementari. Lo vedete, ci sono i tavoli che sono poi igienizzabili, quindi lo preside ci spiegherà bene che particolarità hanno questi tavoli, e vedete ci sono i plexiglass per dividere i bambini. Lo facciamo vedere ai nostri telespettatori, perché magari nella foto non abbiamo fermato il fotogramma. Questi sono dei fogli di plexiglass messi fra un posto e l'altro nella mensa dei bambini per fare in modo che non ci sia questo distanziamento e che quindi insomma i bambini possano mangiare in sicurezza. Quindi questo è un esempio di mensa, di come avverrà la mensa poi qui a Vo. Se vedete, adesso vi faccio vedere anche, io sono nel cortile della scuola. Ecco, questi sono i giochi, li vedete alle mie spalle, i giochi che questa mattina i bambini della scuola materna hanno riutilizzato. Oggi sono entrati in aula i 19 alunni, i 19 bambini della scuola materna, 10 in più rispetto all'anno scorso, piccoli e piccolissimi quest'oggi. I grandi cominceranno nei prossimi giorni, giovedì invece rientreranno gli alunni delle elementari e poi delle medie. Un ingresso anticipato perché, come ben sapete, il 14 di settembre è prevista la visita di Sergio Mattarella, certo, della Repubblica, e quindi per non perdere ulteriori giorni di scuola i ragazzi hanno iniziato in anticipo anche per prepararsi a questa grande festa. Ci sono molte sorprese che stanno studiando insieme alle maestre per accogliere il capo dello Stato, ma quello che si respirava oggi era una sensazione di gioia e di felicità da parte delle maestre, e anche dei bambini ci hanno raccontato, bambini molto felici. Un bambino ha detto alla maestra che addirittura il suo zainetto era pronto già da questa estate, quindi la voglia di ritornare a quella normalità che era stata così bruscamente interrotta il 21 di febbraio, perché lo ricordiamo, Vo è stato il primo cluster veneto, uno dei primi cluster d'Italia. Qui c'è stata purtroppo la prima vittima di coronavirus in Europa, Adriano Trevisan. Insomma, tutto da qui era cominciato e tutto da qui riparte, perché questo è il messaggio che Vo vuole lanciare. Ci sono già i banchi monoposto che oggi sono stati posizionati
dall'esercito, sono stati consegnati già nei giorni scorsi, oggi sono stati posizionati. Quelli con le rotelle invece sono nelle altre 2 sedi di questo complesso scolastico, a Lozzo Testino e a Cinto Euganeo. Qui invece ci sono i banchi monoposto per gli alunni che rientreranno in classe. Le maestre della scuola dell'infanzia ci hanno mostrato anche la loro mascherina trasparente, una mascherina che è in grado di mostrare completamente, di proteggere, ma di mostrare completamente il viso della maestra, perché c'è bisogno di sorrisi, sono un po' quelli che sono mancati in questi mesi. In questo periodo, sì Valentina, sì. I più piccoli che magari iniziano l'asilo e hanno un po' di timore, anche se hanno detto le maestre, ormai la mascherina è entrata nell'uso quotidiano e quindi insomma i bambini sono abituati, ma le maestre ci tenevano a mostrare i loro volti ai bambini e quindi utilizzano la mascherina trasparente. Ve la mostreremo ovviamente anche nel corso delle edizioni dei nostri telegiornali. Valentina, ti faccio una domanda prima di lasciarti andare, perché sappiamo che è una giornata abbastanza convulsa fra Vo e Padova. Che aria tira? Cioè, qual è il sentimento delle persone in questo momento così particolare, le mamme, le famiglie e naturalmente le autorità? Sì, c'è molta... Io ho percepito questa voglia di ripartire, di felicità, di cominciare la scuola veramente di tornare a quello che insomma si era interrotto a febbraio. Le maestre sono contenti di essere rientrate in classe, ci sono un via vai continuo di insegnanti che si stanno preparando appunto per il primo suono della campanella, quindi insomma un po' distanti da quelle notizie che si danno in questi giorni di tanti insegnanti che invece non vogliono timore di rientrare in classe. Invece qui è tutto il contrario, abbiamo visto molti insegnanti che si stanno prendendo confidenza con questa nuova gestione degli spazi, perché poi questo è sostanzialmente quello che cambia, la gestione degli spazi. Ci spiegavano anche alla scuola materna che verranno a mancare quelle che sono le attività di gruppo, perché si lavorerà in sezione, quindi con i gruppetti predefiniti di bambini, quindi non grandi attività nelle sale comuni, ma attività in sezione, quindi la gestione degli spazi che viene a cambiare, ma c'è tanta voglia di riprese, sì, e tanta aspettativa e tanta emozione per l'arrivo di Sergio Mattarella. Allora, intanto grazie Valentina, naturalmente la solita richiesta, se arriva qualche notizia importante noi siamo in diretta fino alle 13, approfittiamo anche per dire che in occasione della visita di Mattarella noi saremo a Vo per seguire tutto l'evento. Ringraziamo la nostra Valentina Visentini, avete visto come Vo ritorna alla normalità, o meglio si avvia una nuova normalità. I bambini piccoli non avevano mai mangiato nelle mense con i divisori di plexiglass, ma probabilmente dovrà diventare una consuetudine per loro e forse anche per altri studenti. Molto importante quello che abbiamo visto da Vo, un primo passo verso il futuro, in attesa di un vaccino per il coronavirus, in attesa di un superamento di questa emergenza che ormai dura da troppo tempo. Noi adesso però facciamo una brevissima pausa, state in attesa perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati a Focus TG, tutte le notizie dal Veneto. Abbiamo visto maltempo, abbiamo visto la riapertura delle scuole di Vo, paese simbolo dell'emergenza coronavirus per quanto riguarda il Veneto. Adesso andiamo a Piazzola sul Brenta, dove c'è la nostra Chiara Gaiani, uno sfondo veramente bellissimo per Chiara. Chiara, quali sono le notizie dall'Alta Padovana questa mattina? Buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, come vedete alle mie spalle c'è proprio la splendida villa Contarini di Piazzola sul Brenta. Abbiamo fatto il punto con il sindaco, fra gli altri, proprio sulla riapertura delle scuole. Qui e anche in un'altra zona dell'Alta Padovana, parliamo del comune di Campo San Piero dove mi trovavo prima. Il 14 settembre riapriranno tutte le scuole di Piazzola, hanno fatto dei grandi lavori soprattutto da un punto di vista edilizio,
quindi sono stati abbattuti i muri, sono stati creati gli spazi. A Piazzola sul Brenta sarebbero addirittura pronti per quanto riguarda la ripartenza con il tempo pieno, quindi con le mense, che invece slitterà alla fine del mese per una mancanza di insegnanti. Infatti ci sono grossi problemi per quanto riguarda le nomine. Spostandoci invece a Campo San Piero, qui la situazione è sostanzialmente la stessa. Ci raccontava il sindaco che hanno avuto dei problemi perché il coronavirus e quindi una maggiore esigenza di spazi ha coinciso anche con degli importanti lavori di ristrutturazione in alcuni degli istituti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado proprio del comune, quindi è scattata una grande collaborazione con le parrocchie e quindi molti alunni andranno proprio negli oratori durante la lezione. Questo farà però in modo che il 70% degli alunni di Campo San Piero potranno frequentare la scuola anche nel periodo delle lezioni. Ecco, non so se si nota da studio come ci sia davvero un tempo variabile pazzerello. Ci sono dei momenti in cui c'è un sole bellissimo e degli altri momenti in cui invece le nuvole coprono il sole, quindi qui si crea un'atmosfera stranissima, un po' grigia all'interno, insomma, però di grande fascino e anche di grande suggestione. Perché eravamo a Campo San Piero questa mattina? Perché è stato inaugurato il punto di ristoro, il bar all'interno dell'ospedale di Campo San Piero. Ne abbiamo parlato molto anche noi nei mesi scorsi con i problemi legati soprattutto alla pediatria. Adesso qui la situazione è normalizzata, ce l'ha raccontato il sindaco ma anche lo stesso direttore generale presente all'inaugurazione, che ci ha fatto il punto, poi ve lo racconteremo, su tutti i lavori che partiranno proprio all'interno dell'ospedale di Campo San Piero, tra cui l'avvio per la ristrutturazione della rianimazione. All'incontro era presente anche l'assessore sociale alla sanità Manuela Lanzarin, che, tornando al tema scuola, oggi pomeriggio incontrerà a Venezia pediatri e medici di medicina generale per fare il punto su come trattare un caso di potenziale positività all'interno delle classi. L'assessore ci ha spiegato che l'obiettivo è quello di fornire i pediatri e medici di medicina generale di tamponi rapidi, in modo che siano gli stessi medici di riferimento delle famiglie a poter isolare immediatamente eventuali potenziali casi di positività e da qui far scattare i piani necessari. Questa era appunto una domanda che volevamo farti qui da studio, perché ne avevamo parlato la settimana scorsa, è una riunione molto attesa, è una dinamica che insomma, diventerà probabilmente molto importante, quindi ribadiamo questa sera nei nostri telegiornali l'intervista, le dichiarazioni dell'assessore Manuela Lanzarin sulle dinamiche, su come si gestiranno queste eventuali positività. Allora, Chiara, intanto grazie per le informazioni. Tra l'altro ci sono delle persone che parcheggiano dietro di te. Sì, in effetti è particolare, insomma, no? La piazza bellissima che è piena di macchine in questo momento. Servono. Allora, Chiara, se ci sono notizie di cronaca dall'Alta Padovana, noi saremo per altri 20 minuti in diretta, non esitare a richiamarci. Ringraziamo Chiara Gaiani per questo collegamento, notizie molto importanti dalla sanità. Vedremo poi da questa riunione con i pediatri cosa emergerà, perché quello delle scuole è un tema che diventerà davvero fondamentale nelle prossime settimane. Allora adesso noi abbiamo un'intervista appena raccolta al presidente Luca Zaia, però prima di lanciarla è stata fatta all'inaugurazione dell'H Farm in provincia di Treviso, e Zaia inizia parlando della campagna di vaccinazioni in corso, che è molto importante questo tema, soprattutto per scusate, della campagna di vaccinazioni che inizierà, perché arrivano qui tutte le note sulle interviste e delle volte siamo molto di corsa. Sentiamo Zaia cosa ha detto. Posso solo ricordare che noi per primi come Regione abbiamo acquistato 1,5 milioni di dosi, investendo oltre 8 milioni di euro. I vaccini in Veneto non sono obbligatori, sono raccomandati, e quindi è facoltà di ogni cittadino provvedere alla vaccinazione per l'antinfluenzale, che è una campagna che si fa tutti gli anni. Campagna che inizierà quando qui?
Ma con l'autunno, con l'arrivo dei vaccini, perché poi le aziende dovranno fornirli, ma è quella classica campagna che abbiamo sempre fatto, che storicamente il Veneto ha fatto, e ovviamente in collaborazione poi con tutti i medici di base. Ieri un incontro Boccia-Lorenzoni, che cosa dire al Ministro che ha detto che porterà le istanze dell'autonomia? Beh, ci fa piacere che il Ministro porti l'istanza dell'autonomia, hanno un dossier lì sul tavolo ormai da 3 anni e spero che ne venga fuori un bel lavoro, visto e considerato che noi i compiti per casa li abbiamo fatti, come abbiamo sempre detto, i veneti sono andati a votare, si è fatto un grande lavoro e quindi questo governo, che ormai è in carica da più di un anno, ha tutti gli elementi per decidere e chiamarci alla firma. Ieri c'è stato anche un malore. Ma guardi, mi spiace, ovviamente faccio gli auguri di pronta guarigione, come ho detto fin da subito con l'esperienza del Covid, e mi fermo lì. Ovviamente vanno condannati tutti coloro che poi ne fanno azione di denigrazione e di quant'altro, come ho letto sui social, perché devono essere condannati senza se e senza ma. Questa era l'intervista a Luca Zaia. Zaia ha parlato, avete sentito, anche delle condizioni di Arturo Lorenzoni, candidato alla presidenza della regione per il centro-sinistra. Ci è appena arrivata proprio pochi istanti fa in redazione una nota da parte dell'ufficio stampa di Lorenzoni sulle condizioni di salute, condizioni mediche di Arturo Lorenzoni, che appaiono buone. Il candidato del centro-sinistra alla presidenza ieri sera ha cenato regolarmente e ha dormito tutta la notte, si legge in questa nota giunta poco fa. I medici che stamane lo hanno visitato riportano una temperatura altalenante, ossigenazione buona e assicurano di proseguire con gli accertamenti. Nel frattempo Lorenzoni è in costante contatto con la famiglia e con gli amici e risponde ai messaggi di solidarietà e incoraggiamento ricevuti. Avete sentito un messaggio di solidarietà anche da parte del presidente Luca Zaia. Quindi temi del giorno continuano a evolvere. Abbiamo parlato di maltempo, abbiamo parlato di riapertura delle scuole, importanti anche le notizie che arrivano da Zaia e quelle che arriveranno questo pomeriggio da questo incontro sul mondo della scuola, sul mondo dei pediatri per la gestione delle eventuali positività. Aveva detto il ministro Azzolina la settimana scorsa che, questo riguarda soprattutto i ragazzi più grandi, che casi di positività portano a una decisione da parte dell'azienda sanitaria competente per il territorio sull'eventuale quarantena da applicare. Questo non è piaciuto a molte forze politiche, perché sembra un po' uno scaricabarile. Fortissime polemiche sono sorte su questo argomento, sicuramente ce ne saranno altre perché manca ancora una settimana all'inizio delle scuole, c'è tempo di litigare su questi temi ancora parecchio. Detto questo, noi facciamo una brevissima pausa, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, e fra le cose che sono accadute in Veneto nelle ultime ore c'è l'ennesima ondata di maltempo, un'ondata di maltempo molto strana. Per capire di cosa stiamo parlando vi facciamo vedere il collage dei radar dell'ARPAV. Facciamo partire, vedete, queste sono le nuvole. Informazione a partire dalle 11:30 di oggi, 12, 12:30, 12. Sono temporali piccoli, per esempio questo, quello che si vede in azione su Venezia, non è molto piccolo, ci sono anche parecchi fulmini. Vedete, piccole formazioni in costante evoluzione che si muovono, si spostano, causando piovaschi violentissimi. Ci risulta vedere così che proprio ora ce ne sia uno sull'Alto Vicentino, zona Tiene, che se ne va, e uno sul Veronese, zona fra Verona e il Garda. Quindi ancora una volta il Veneto flagellato dal maltempo. Ma per parlare di maltempo abbiamo in collegamento telefonico Ilaria Marchiori. Dovrebbe essere Ilaria Marchiori da Venezia, per capire cos'è successo nella città lagunare.
Buongiorno da Venezia, dove questa mattina intorno alle 8:30 un forte temporale con grandine si è abbattuto, interessando soprattutto il centro storico. In realtà è stata una perturbazione breve, ma la sua intensità ha causato comunque qualche problema in città. Ci sono stati ad esempio degli allagamenti al piano terra dell'ospedale civile Santi Giovanni e Paolo, comunque senza conseguenze per i pazienti né per gli impianti. Il pronto soccorso comunque, fanno sapere, è regolarmente funzionante. Disagi però anche per quanto riguarda il trasporto acqueo per via comunque del forte vento che fortunatamente però è durato poco tempo. Quasi 2 ore dopo, a un imbarcadero di San Zaccaria si vedevano ancora i residui della rapida grandinata, però comunque poi tutto si è risolto. All'ospedale civile sono intervenuti poi anche i vigili del fuoco per un sopralluogo e tutte le verifiche del caso. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Ringraziamo Ilaria Marchiori per questo collegamento. Avete visto Venezia, tralasciamo per un attimo, poi magari ci torniamo prima di chiudere se ci saranno novità, il tema del maltempo, e andiamo a vedere i dati di questa mattina che riguardano l'emergenza coronavirus. Arrivano dall'azienda Zero della regione del Veneto. Allora, sono 38 i nuovi casi positivi in più rispetto all'ultima rilevazione, che lo ricordiamo è quella di ieri sera. Sono 12 a Verona, 12 a Vicenza, poi 7 a Venezia, 3 a Padova e 1 solo a Treviso. I casi attualmente positivi sono poco meno di 3.000, sono 2.943, 1.027 sono quelli a Treviso, 411 a Vicenza, 369 poi Verona e Venezia e 344 Padova, come sempre Belluno e Rovigo un po' meno. Anche la conta delle persone che hanno perso la vita prosegue sempre, sono 2.130 dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Questo è un dato che riguarda sia le strutture ospedaliere che quelle extraospedaliere, ma i negativizzati sono quasi 19.000. Il numero complessivo dei casi positivi dall'inizio dell'emergenza, ovvero dal 21 febbraio scorso, è di 24.013. Scendiamo nella seconda parte della tabella che ci spiega, ed è molto importante questa, ci spiega la situazione degli ospedali. Sono 158 i ricoverati in area non critica, ovvero in condizioni non preoccupanti. Di questi 85 ancora positivi, sono 17 le terapie intensive in Veneto, di cui 13 impegnate con pazienti positivi, 4 con pazienti che si sono negativizzati. Vediamo dove sono, guardiamo assieme la tabella questa di positivi. Padova ce ne sono 3, Verona Borgo Roma 2, Verona Borgo Trento 1, poi 1 a Feltre, 1 a Treviso, 4 a Trecenta in provincia di Rovigo e 1 a Legnago, per un totale, lo vediamo, dovrebbe essere 13. Poi questo è il consuntivo rispetto all'ultima rilevazione: 2 ricoverati in più in area non critica, 1 terapia intensiva impegnata in più e nessun decesso. Vedremo poi i dati di questa sera, come sempre li daremo nei nostri telegiornali per informarvi, per capire come evolve questa emergenza coronavirus che sta portando a situazioni anche complicate. L'abbiamo visto con il mondo della scuola, l'abbiamo visto da cosa dovranno fare i bambini, cosa dovranno fare le insegnanti, le famiglie per affrontare questo periodo in arrivo. Si deciderà nelle prossime ore, grazie a una riunione molto importante che si terrà a Venezia, come gestire eventuali positività, quindi come decidere eventuali quarantene, come bloccare il contagio dopo che sono arrivate delle positività. Noi possiamo a questo punto interrompere la nostra informazione del Focus TG. Vi abbiamo raccontato un po' tutto quello che è successo, abbiamo parlato di maltempo, poi nei telegiornali di questa sera vedremo le immagini e sentiremo le interviste dei luoghi più colpiti, soprattutto del Vicentino. Abbiamo visto anche Venezia, un forte temporale ha allagato Campo San Polo, ad esempio, abbiamo visto il video, però diciamo che i danni maggiori sono stati fatti fra Mestrino, parti dell'Alta Padovana e
il Vicentino. Come dicevo, questa sera avremo i servizi nei nostri telegiornali, avremo le interviste, approfondiremo tutto quello di cui abbiamo parlato questa mattina. Quindi vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali. Buona giornata.